Presidente, cosa sta succedendo all'Agragas? Ulteriore sconfitta a Portici. Ma diciamo che questa sconfitta lascia un po' l'amaro in bocca, però anche le altre squadre che sono sotto di noi hanno perso tutti, per cui diciamo che la classifica da questo punto di vista rimane invariata, anche se ci dobbiamo chiedere il perché questa squadra non riesce ad esprimere, diciamo, dei valori, visto e considerato che abbiamo giocatori importanti. Domani faremo una riunione tecnica con l'allenatore e vedremo di capire che cosa non va in questo minuto. C'è un momento di stanca quasi quasi, forse ha deciso un po' di rassegnarsi, di mollare, Presidente? No, io ho sempre detto che nelle cose che ho fatto ho sempre cercato di essere un vincente. In Agragas abbiamo una grande difficoltà, abbiamo una criticità che è, diciamo, l'attrezzo di lavoro, il campo sportivo. Se non ricevessimo assicurazioni e cose concrete da parte dell'amministrazione comunale sul fronte diciamo Torrefaro e Manto Erboso, è chiaro che l'anno prossimo molleremo. Questa è una vicenda che insomma sta durando parecchio. Perché non arrivano queste risposte nonostante le tante rassicurazioni dell'assessore, della giunta? Però insomma si parla ma alla fine non si arriva al dunque. Ma io è da 2 anni che mi chiedo il perché. Sono stato un pochettino in stand-by perché ho molta fiducia nell'assessore Piparo, ma è chiaro che la fiducia è una fiducia a tempo. Se prima della fine del campionato non ci fossero segnali concreti, è chiaro che consegneremo le chiavi della squadra al sindaco e poi sarà un problema loro. Quindi diciamo fa un'altra squadra, va altrove o smantella l'attuale squadra? No, diciamo che il mio gruppo ha sempre voluto fare calcio professionistico. Se questo ci è precluso perché l'amministrazione comunale non è in grado di fare quegli accorgimenti che sono necessari per disputare un campionato di Serie C, è chiaro che ci sposteremo altrove. L'Agragas rimarrà degli agrigentini, se c'è qualcuno di buona volontà che la vuole curare, se la curasse. Sicuramente Presidente, noi no. Siamo alla penultima del girone di andata, il Trapani sta volando, un suo commento? Ma ormai credo che i giochi sono fatti, il Trapani, ormai si discute tra Trapani e Siracusa per la vittoria del campionato, poi tutto il resto è delineato, ci sono le calabresi che sono, diciamo, in fondo alla classifica e poi le altre sono al centro classifica. Penso che questo sarà il trend del campionato. Quale augurio dà ai tifosi sportivi agrigentini? Ma l'augurio che do anche a me stesso, quello che il Comune faccia alcune cose concrete e finalmente si riesce ad avere uno strumento che ci possa permettere di programmare un futuro nella Serie C.